Si è rischiato grosso ieri sera sulle prealpi a nord di Vittorio Veneto, dove un incendio favorito dalla prolungata siccità delle ultime settimane e alimentato dal forte vento è riuscito a propagarsi su una zona boschiva ampia circa 1 ettaro tra Col Visentin, Fais, Piana dei Grassi, Malgacor. Erano circa le 21:30 quando il fuoco è divampato facendo scattare l'allarme. Sul posto sono state fatte intervenire squadre dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto, Montebelluna e Asolo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse verso le 2 di notte, hanno coinvolto i vigili del fuoco di Vittorio Veneto e anche le associazioni di antincendi boschivi di Vittorio Veneto e di Revine Lago. Il sindaco è stato sul luogo fino alla sera, quando l'ho raggiunto anch'io. Fondamentale l'azione tempestiva degli uomini del 115, altrimenti il rogo avrebbe potuto assumere ben altre dimensioni. Il caso ha voluto che le fiamme siano state spinte dal vento verso una zona libera da alberi e questo le ha ulteriormente rallentate. A chi frequenta le zone boschive montane la raccomandazione è di non compiere nessun gesto che possa provocare dei fuochi. Abbiamo parecchie aree boschive, ovviamente, aree montane, aree boschive che sono a rischio, che sono state oggetto di anche incendi in passato. La prevenzione si fa soprattutto invitando le persone alla massima attenzione, alla massima cautela da un lato, dall'altro cercando, soprattutto quando ci sono o manifestazioni o situazioni particolari, di fare prevenzione appunto in anticipo.